Ciao Giovanna, Ciao Claudio. dimmi un po' del tuo percorso musicale, come si è articolato, come sei entrato in contatto con la musica e quali sono state, diciamo, le esperienze più importanti a livello musicale della tua vita. Ho molti ricordi di me da bambina che saltavo sulla panca del pianoforte con mia sorella Paola, poiché il pianoforte era già presente a casa quando siamo nate, e poiché lo suonava mio padre, era iscritto al liceo musicale e studiava canto. Quindi per noi il pianoforte era una figura già di famiglia e ci siamo subito innamorati di questa scatola magica. Per noi era come scoprire continuamente i suoni nascosti e questo stupore, questo voler scoprire i suoni all'interno degli strumenti, diciamo che l'ho sempre avuta, l'ho sempre sentita, la sento ancora oggi quando scrivo. In realtà c'è sempre quella curiosità che mi porta a ricercare, a capire come si può toccare uno strumento o una voce. E così è nata la mia passione fortissima per la musica, per il pianoforte e per la composizione, perché ho sempre giocato con i suoni. Per me comporre significa proprio giocare con i suoni. Questo verbo poi lo utilizzano spesso, si utilizza spesso in diverse lingue, ovviamente in tedesco, in francese. Noi forse mettiamo in evidenza un po' di più il lato tecnico e interpretativo. Loro forse con questo termine giocare mettono in evidenza proprio questo aspetto dello stupore per la scoperta, che va sempre tenuto secondo me. Quindi prestissimo, e poi ho studiato prima pianoforte al Conservatorio di Sassari, la mia città, diplomandomi con la professoressa Scravaglieri a 18 anni, poi mi sono perfezionata all'École Normale di Parigi e ho studiato composizione col maestro Riccardo D'Apelo, che è stato un maestro determinante per me perché mi ha permesso di scoprire piano piano il mio mondo di espressione, il mio mondo sonoro. D'Apelo è uno dei più grandi insegnanti, secondo me, che ha avuto il nostro Conservatorio di Sassari. Ha avuto una scuola di composizione molto ricca, formata da elementi tutti diversi che si esprimono tuttora in modo diverso. E questa è una grande ricchezza in realtà. Poi ovviamente la mia poetica, il mio mondo di espressione, come spesso amo dire, è molto semplice perché io proprio amo giocare con pochi elementi, a volte anche soltanto due, ne seguo, come dire, un po' incuriosita il loro percorso, a volte prevale l'uno, a volte prevale l'altro, oppure l'uno si trasforma nell'altro per terminare magari agli antipodi o ritornare al punto di partenza. Ecco, sì, io definisco spesso anche la composizione, in realtà è la musica contemporanea, intesa non come musica che si scrive oggi, ma proprio come genere di musica, quindi genere nato dopo la seconda guerra mondiale, in realtà fino ad oggi, come un abile gioco di suoni. Lo dico spesso anche ai bambini questo, in realtà, e penso che abbia affinità col mondo infantile, con quella parte di noi che sostanzialmente poi è fatta di amore per il suono. Noi tutti da piccoli amiamo manipolare tutto quello che produce suono, ogni oggetto che ha un'anima sonora, e questo lo facciamo istintivamente, come se il suono fosse, non so, parte del nostro DNA, possiamo addirittura dire. E quindi penso che, secondo me, un po' tutti abbiamo un'affinità con la musica contemporanea, anche se molti ancora oggi, nel 2023, non comprendono forse il suo valore, il valore delle ricerche fatte dalla seconda metà del Novecento in poi. Sono un po' lontani, ma secondo me perché a loro non è molto familiare, tutto sommato, perché comunque si tratta di un repertorio a cui i mass media non hanno mai dato troppo rilievo e tuttora non sono purtroppo trasmesse le composizioni degli autori anche più importanti. Quelli più importanti, parlo proprio degli autori storici in realtà dalla seconda metà del Novecento in poi. Quindi secondo me questa fatica e questo rifiuto, tra virgolette, è dovuto proprio a questo, a una mancanza di conoscenza, a una mancanza proprio di comprensione dovuta proprio all'ascolto che non c'è. Come vedi il tuo ruolo di compositrice oggi? È una domanda molto bella questa, perché mi fa pensare un po' alla storia delle compositrici nei secoli.
hanno sofferto tanto, hanno sacrificato tanto, sono sempre state messe all'angolo, dovevano insomma occuparsi di compiti diversi, la famiglia e la casa prima di tutto. Quindi grandissimi talenti, straordinari talenti sono stati purtroppo sacrificati. La sorella di Mendelssohn, la sorella di Mozart, che presa dallo sconforto un giorno prese le sue composizioni e le gettò sul fiume perché era proprio molto angosciata da questo sacrificio che doveva fare. Oggi la situazione è ben diversa, Claudio, perché nell'Occidente almeno possiamo studiare musica, possiamo formarci, abbiamo la possibilità di esprimere la nostra voce. A volte c'è un po' di diffidenza, me ne rendo conto, da parte di alcuni, però si tratta di situazioni sempre più isolate. Il vero problema si trova nei paesi orientali, dove purtroppo ancora oggi la donna non può occuparsi di arte, di cultura e di musica. Assolutamente non ha non solo questo, ma non ha anche i diritti fondamentali, come per esempio circolare liberi senza un velo oppure guidare una macchina. Quindi la situazione, diciamo, oggi ha due facce per quanto riguarda proprio la donna, ecco, nell'arte e nella musica, poi soprattutto, come mi hai chiesto. Io devo dire la verità, sono sempre stata fortunata perché ho trovato persone bellissime che hanno creduto in me, che mi hanno dato la possibilità di esprimermi, grandi maestri che davvero mi hanno insegnato molto dal punto di vista musicale e umano, quindi sono stata senz'altro fortunata. Quali sono stati, diciamo, gli artisti, i compositori che più ti hanno ispirato, o compositrici? Sì, allora, prima di tutto non posso non nominare Debussy, perché Debussy è stato il mio primo autore, l'autore con cui io ho fatto le mie prime esibizioni in pubblico. Sono sempre stata affascinata dalla sua vaporosità, da questo suono magico, lo definivo così da piccola. Mi ha veramente sconvolto da piccolina e lo adoro anche oggi. Questi suoi pannelli, queste sue immagini non definite che lasciano spazio all'esecutore anche di immaginare, questo è importante. Se non è troppo definita un'immagine, l'interprete, secondo me, interviene notevolmente col suo pensiero, con la sua creatività, con il suo talento. Oltre di più, sì, ovviamente Beethoven, non posso non nominarlo, proprio spartiacque, come dice Salvatore Sciarrino, tra vecchio e nuovo, grande rivoluzionario, impossibile non nominarlo. È stato per tutti ovviamente ed è per tutti un punto di riferimento storico. Poi venendo ai nostri giorni, Ligeti con il suo intreccio, la sua micropolifonia, con questo tempo che si ferma, si blocca. Tu ascolti le sue musiche che continuamente scorrono, c'è continuamente il movimento, però tutto sembra rimanere fermo e questo è una magia. Ti ipnotizza una musica del genere, ti senti proprio travolto da questi intrecci, da questi giochi bellissimi. E poi Sciarrino mi ha sempre molto interessato il suo suono, proprio questo suono che molti definiscono suono fantasma, quindi c'è, però è talmente esile, talmente raffinato che è difficile anche descriverlo. Proprio lui entra nello strumento e cerca di far uscire la sua anima più elegante, se vogliamo, no? Il suo suono forse più puro anche. È molto interessante il suo percorso, tutto, dagli inizi fino ad oggi, secondo me. E nelle arti visive hai qualche... Nelle arti visive, allora, mi è sempre piaciuto tanto il colore e la forma, per cui io sono innamorata completamente di Kandinsky, l'ho sempre amato tanto, e di Picasso, perché mi affascinano non solo il loro pensiero, perché sono veramente rivoluzionari nel loro campo, però mi affascina proprio il loro gusto, posso dire, proprio del colore e della linea. Sì. Ho fatto questa domanda perché suonando le tue musiche noto che tu usi molti oggetti, molti segni grafici particolari. Ti vuoi parlare di questo? Sì, come diceva Cage, un'opera musicale può essere bella anche dal punto di vista grafico e secondo me è una cosa
preziosa vedere una composizione che poi vive di suoni, ma che a primo sguardo fa già capire l'intenzione del compositore, come attraverso dei simboli, come hai detto tu, degli elementi che riportano molto spesso al gesto che l'esecutore fa per ottenere quell'elemento sonoro. Quindi per esempio una pallina con dei puntini, faccio un esempio molto semplice, dei puntini all'interno può indicare un cluster, posto poi in diversi punti del pentagramma o del trigramma, ecco che guida l'esecutore verso una scelta sulla tastiera o su un altro strumento, senza però definire in questo caso le altezze dei suoni. Questo è legato anche al tuo percorso di ricerca nei confronti dei ragazzi, quindi l'insegnamento. Sì, Siamo in un liceo, tu sei... è vero, insegni- sì, e ho sempre curato questo aspetto. Per me è molto importante la risposta che i ragazzi hanno quando noi proponiamo loro una composizione o degli elementi del linguaggio musicale. Io ho lavorato con bambini di 4 anni, con ragazzi di 10 anni, 12, fino ai nostri ragazzi del liceo musicale, quindi fino ai 18-19 anni. Poi ho lavorato anche con persone adulte, quindi ho visto le diverse reazioni nei confronti della scoperta degli elementi musicali. Anni fa, questo lo voglio ricordare perché è particolarmente caro a me, ho scritto una raccolta di giochi sonori che ho intitolato Sulle tracce dei suoni, prime esperienze sonore, rivolto ai bambini della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, quindi bambini piccoli in realtà. Ed è un percorso, un viaggio di scoperta degli elementi sonori in modo molto semplice, sotto forma di gioco. Quindi io non ho usato altezze precise e durate precise, ma semplicemente delle indicazioni, dei colori, delle linee. Quindi ho iniziato da una linea per indicare un punto di riferimento nello spazio e anche nello spazio sonoro su uno strumento. Poi sono passata a 2, poi a 3, ripercorrendo un po' quella che è stata la notazione storica in realtà della nostra musica, del nostro linguaggio musicale. Quindi su queste linee, su questo trigramma, poi ho inserito degli elementi, delle palline di diverso colore per indicare per esempio registri diversi, grave, medio, acuto, seguite da linee di diversa durata, di diversa lunghezza che indicano una diversa durata, con delle pause che richiamano anche qui la pallina, perché la pallina rappresenta il suono in questo percorso, in questo viaggio. Insomma, tutta una serie di simboli e di, come dicevi tu, di elementi grafici che per il bambino significa quasi afferrare il suono, un po' come toccare il suono, come se fosse un oggetto, perché vedono questa pallina grande e non vedono la notina piccolina nera sul pentagramma. E quindi è diciamo un po' più rispondente al loro mondo di approccio alle scoperte, alla crescita, a tutto diciamo nei diversi campi. E nel secondo, secondariamente poi è un modo per far scoprire anche qualcosa in più riguardo alla loro creatività, no? Alla loro voglia di fare, di prendere parte a un progetto anche musicale o di arte. Bene. La Sardegna invece, quanto ha influenzato la tua scrittura, il tuo essere, la tua musica? Sì, molto. La tradizione musicale sarda è molto importante, è studiata da grandi etnomusicologi, da musicologi compositori di tutto il mondo. Noi abbiamo veramente una grande fortuna qui nella nostra terra, quella di avere un patrimonio musicale di inestimabile valore e di storia antichissima. E questo mi ha sempre affascinato e ho studiato e sto studiando ancora la musica del nostro patrimonio. Mi guida e a volte devo dire che scopro anche alla fine, dopo aver fatto un pezzo, scopro degli elementi che mi riportano alla mia tradizione sarda e questo mi fa piacere perché sembra un po' che ho questi elementi dentro nel mio cuore, insomma, e vengono fuori anche spontaneamente. Quindi elementi come figure ritmiche in continua intensificazione, distensione, scale tritoniche, insomma diversi elementi che poi fanno la nostra bellissima tradizione musicale.
All'interno dell'antologia Compositori sardi contemporanei è stata inserita con 3 brani. Puoi Sì. parlarci di questi lavori? Sì, molto volentieri. Allora, io ti ringrazio per la tua interpretazione da grande pianista e da compositore raffinato. Devo dire, è stata una grande emozione ascoltarti e ho scoperto anche delle cose particolari che avevo scritto e che io suonando non avevo messo in evidenza, devo dire. Quindi grazie Claudio. Si tratta di 3 lavori, sono Un sentimento di danza, poi Timido volo e Sogno. Allora, Sogno è stata scritta nel 2011 in seguito a un viaggio che avevo fatto a Bellagio sul lago di Como, in seguito a un concorso che avevo vinto e dedicato a Franz Liszt, rivolto a pianisti e compositori, allora indetto dal Centro di Musica Contemporanea di Milano. Ecco, e quindi è una composizione proprio ispirata a questo autore e in particolare al suo sogno d'amore celeberrimo. Le note provengono tutte dalla melodia, dal tema ovviamente della composizione di Liszt e vi sono qui, come dicevo un po' prima, quelle figure che mi rimandano un po' alla tradizione musicale sarda, cioè figure continuamente in intensificazione e distensione. La notazione che ho utilizzato qui a volte è indicativa, è grafica e gestuale, infatti anche qui ci sono dei simboli, degli elementi che rimandano al gesto. Qui insomma tutto nasce piano, poi cresce gradatamente, arriva al culmine e poi si esaurisce nel nulla. Timido volo invece è una composizione ispirata a un'immagine che Grazia Deledda nel suo paese del vento descrive molto bene, un piccolo volatile che tenta il suo primo volo, ecco, cerca di spiccare il volo, a volte all'inizio è timido, quindi sbatte le ali e per descrivere questo ho utilizzato anche lati percussivi che questa scatola magica ovviamente ci presenta e poi alla fine riesce ad avere molto coraggio e spicca il volo. Qui ho lavorato su un solo suono, praticamente sul do e sui suoi suoni armonici e mi sono concentrata in modo particolare sulla tastiera. Ecco, sulla cordiera, con armonici, con piccoli glissandi, con sfregamenti vari percussioni. Il terzo brano è Un sentimento di danza, che è stato scritto nel 2018, doveva far parte del quaderno musicale di canzoni italiane del maestro e amico Riccardo Vallini, quindi è ispirata a una composizione greca dedicata a San Giorgio, che è un santo molto popolare in Grecia, e la melodia compare alla fine del brano come un ricordo evocativo in realtà. Le note della melodia qui vengono coniugate con quelle di 2 scale tritoniche sarde, quindi ho voluto un po' sposare i 2 elementi, quelli provenienti dalla melodia greca pura e quelli miei personali della mia terra. Un giovane, secondo te, da tenere d'occhio, un giovane compositore? Claudio Sanna assolutamente, perché è, no, lo dico sinceramente, grande risorsa che abbiamo nella nostra terra, veramente farà una strada lunghissima, veramente te lo auguro di cuore perché stai facendo un cammino che è veramente ricco di crescita. Ogni volta che ti sento c'è sempre qualcosa di nuovo, nulla mai si ripete e non è facile veramente anche nel nostro campo che è molto ricco in realtà. E poi una lunga serie, schiera possiamo dire, di donne compositrici meravigliose, da Sonia Bo ad Gentile, da Rossella Spinosa, Carla Magnan, Carla Rebola, persone meravigliose e grandi talenti. Per salutarci vorrei chiederti Sì. il futuro della musica. Mamma mia, questa è una domanda difficilissima. Diciamo che ho delle speranze, devo dire, perché vedo che viviamo in un mondo frenetico, Claudio, veramente, tutti corriamo, tutti abbiamo 1000 cose da fare e il tempo dedicato all'ascolto è sempre meno. Si ascolta di fretta
e questo mi dispiace tantissimo. Infatti io auspico sempre il ritorno al vinile, a quel suono più raffinato, più curato e di qualità superiore. Quindi questo è il mio primo auspicio. E poi io certo mi auguro che si continui a sperimentare sempre di più il suono che è sempre al centro del nostro mondo, del mio mondo espressivo e di questo mondo sonoro contemporaneo. Però spero che, e sta già avvenendo in realtà, ci sia un recupero di alcuni elementi importanti, di alcune figure, come li chiama Salvatore Sciarrino, e di alcuni elementi anche melodici. Per esempio l'intervallo è sempre significante, soprattutto per noi qui in Italia. Noi abbiamo sempre avuto una cura, qui culla dell'opera ovviamente, abbiamo sempre avuto una cura per l'intervallo. Ecco, questo spero che non solo non si dimentichi, ma anzi prenda veramente corpo, possa ritornare in un certo senso, no? Con quella prepotenza che aveva poi un secolo, 2 secoli fa. Grazie Giovanna. Grazie a te.